Have a holly jolly Christmas. Vi auguro di scoprire This time of the year. Now I don't know. il significato più profondo del Natale, Have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk, sperando che vi possa regalare say hello to friends you know. pace, amore e serenità. Oh, the mistletoe. Gli auguri più sinceri a voi, Somebody wait con la speranza che la nascita di Gesù once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, possa farci rinascere ogni giorno jolly Christmas this year. nell'amore e nella disponibilità verso gli altri. Allora, vi sto portando in Contra Sant'Antonio. Sto portando io. Ci sta portando lui in Contra Sant'Antonio. A Sant'Antonio. A Sant'Antonio. In Contra Bariola. Bariola a vedere il presepe vivente stupendo, che tra l'altro l'anno scorso l'hanno fatto vedere anche su Rai 3 mi sembra, e quindi ho deciso di portarvi con noi. Ci vediamo quando siamo arrivate. Ciao. Siamo arrivati. Salve. Ehi, anche voi qui? Anche voi qui. Noi siamo venuti a vedere il magico presepe di Bariola. Adesso abbiamo anche il cicerozzo qua, il cicerone. Chi è Cicerone? Sentite, sì, il cicerone. Cicerone? No, a me non mi è preso la mia Cicerone. E lei sì. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Buon Natale cari, da Bariola, Sant'Antonio e tutta la gente delle montagne. Profumato di fior, calmo. Benedicta tu in mulieribus e benedictus benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria,
stray in horror mortis nostri. Ave Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Jesus, Lord, at thy birth, silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Se è tutto vero. Io ovviamente resto indietro. Ecco, finito ragazzi, adesso andiamo a casa dei nostri amici a mangiare qualcosa
e a giocare a qualcosa. No, non prendi il merito dell'idea. Allora, una volta, un giorno, ho deciso di fare quella con i tappi. Dopodiché ho pensato, ma Non hai visto che pensato di birra ne bevo di più, no? Perché non fare un bicchiere con i tappi della birra? Sei un bugiardo. Allora ho pensato, ho cominciato, ho preso un altro bicchiere, pagato con i miei soldi. Solo quello ho fatto. Però deve registrare, amore, Ho perché cominciato a bere birra perché ho fatto anche quello. Bevendo la birra, Hai piano piano è andato su. Dopo Quindi con tu amici. bevi tanta birra. No, ma anche gli amici bevono tanta birra. Guarda che maglietta che va su. Ah, Questi giusto. ne regala Coi tappi. Coi tappi. Anche un artista, cioè Tu devi vedere il notate mio percorso formativo. Sono partito dal frigo. la meravigliosa. No, Tra guardate. l'altro abbiamo scoperto che era più bello al contrario questo frigo. No, è più bello così. No, non è No, bello. secondo me è più bello così. Sì, perché- Perché volevo farlo al contrario, tipo partire dal basso e venire in su. Anche mi ha detto, vero, No, più bello così. vero. No, ma ho deciso più bello così. Però la vera opera Dopodiché sono d'arte passato alla palpata. alla palpata. La palpata è- Descrivici questo quadro. Aspetta. Ma poi fatta. Anche se finì a me, non riproporre. La palpata. Il quadro si intitola La palpata. Questo è un autoritratto dove ci sono io Dai, amore. e Pamela Anderson perché c'ha le tette enormi. E la vulva. E Questa è la vulva. Questa è la vulva. Detto gergalmente figa. Ok. Come che l'altro. Però è una donna con le palle, vedi? Perché c'ha le palle anche. Questa mano è spinta da un istinto Animalesco. animalesco, selvaggio, primitivo, quel cazzo che ti vuol dire che ad andare a toccare il seno destro Prosperoso. della signorina. Che porta fortuna. Certo che hai problemi. La bocca manca la bava perché era rimasta asciutta, a bocca aperta e asciutta. Come potete vedere il pene si protende fino giù alla gamba che poi diventa un tutt'uno perché le dimensioni sono quelle. Ok. Assomiglia a chi di due che si... Questa è l'armadillo della danese perché non si sa mai, non sempre. L'opera d'arte, l'opera d'arte. Dov'è l'opera d'arte? Come si invendita? Poi ragazzi vi lascerò nell'info box il numero se qualcuno di voi vuole acquistare questo splendido quadro. Amore, hai Ciao. rotto le palle, sai che Hai te le visto? Questo quadro deriva da Picasso perché costa 22 milioni. Allora guardate la meraviglia. Quanto, scusa? 22 milioni di euro. Gli ultimi proprio. 22 milioni è stato E adesso il nostro Picasso. Cicerozzo ci spiegherà anche questo Era quadro. partito con un bel arancione là. Sì. Dopo l'arancione è diventato più cupo, è diventato rosso. Questo è un autoritratto che descrive la tristezza di una serata, illuminata comunque da un sole che rompeva i coglioni al telefono. Io, Eccolo là. io. E in camicia col papillon. Papillon. Adesso ragazze scusate, Pantaloni- ma voi non pantaloni vedete azzurri. una pancia perché quello lì sarebbe un naso. Questo è il naso. Questo è il naso. Questo Ok. qui vedete il cosino che c'è qua, questa è la narice, che non so mica come si chiama il cosino che c'è qua, però è la narice. Ok. Con la fronte pronunciata, vedete Sì. la pronuncia Sì, le fronte in pronunciate. italiano. E il capello biondo, che subito c'è Non è biondo. vero, giallo cadmio scuro. Che è un giallo cadmio scuro questo. Che come potete vedere è tutto questo colore che ho riprodotto tale colore sulla vedete? Adesso scusate, Che è sembra? un arancione, non è un giallo carro. coglioni dell'arancione. Ok. Poi Giorgio. Continuiamo con questa opera. Qui sotto aveva piovuto. Che aveva piovuto, non lo capisci Aveva mia. piovuto. Aveva piovuto. Perché- Piovesse. Dopo il po'. Questo è il tramonto, bello arancione, così. Questi qui Sì. sono dei rimasugli delle nubi che se ne vanno. Ok. Avendo piovuto, avendo avuto. Questo Mario capisse. C'ho l'asfalto e le pozzanghere che riflettono qua perché aveva piovuto, per cui che è riflesso chiaro. Che è riflesso chiaro. Certo che Vicino all'asfalto era un'aiola piena di fiori. Un'aiuola piena di fiori, guardate i fiori.
Fiori spettacolari, bellissimo. ma ne fa un baffo. Esatto. E aspetta che descrivo la tristezza, perché questo è l'occhio che piange. Questa qui è L'occhio la sarebbe lacrima. l'occhio. Questa qui è la lacrima che Sì. parte, gira intorno al sole, poi si dirada fino a una siepe. Fino all'aiuola per Sì. abbeverare La siepe. i Questa è fiori. l'enaiola dalla Ti mia parte. raserò la iola. Vedete, questa sembra tosa erba, perché qui viene la viola, la tosata. Guardate le scarpe, Scarpe viola, rigorosamente viola. Sacco 12. Molto kitsch. spettacolare. Completo. Molto kitsch. Rosé. Spettacolare. E i brillantini ne avevo mia, per cui vabbè. Ma raccontaci dove hai tratto ispirazione per questo quadro? Allora, questo quadro l'ho tratta in un posto favoloso, perché l'ho tratta Del dal mio frigo. frigorifero. Sì, C'era una bottiglia che somigliava a questa, ok. steccata tutta. E da lì è nato l'opera. Ecco ragazze, ripeto, se volete acquistare... artistica, perché penso bisogna fare. Esatto, se volete acquistare il quadro troverete il numero di telefono qui sotto nell'info box. 500 euro. 500 euro. La tela vale 200 euro, solo la tela. Solo la tela Ma bianca. cos'è oro? La tua tela, Ah, scusa. compra la tela. 200 fatta a mano. euro. Fatta a mano la tela. Perfetto. Sì. I tedeschi l'avevano fatta a mano stavolta. Ecco, basta. 500 euro. Firmato. Lo sapevo. Autografato, aspettate, autografato. 500 trattabili, dai. Vediamo dove viene 500 la firma è questa? Questa qua è autografo. Ah, ok. Varrà molti soldi un giorno questo. Sì. Benissimo. Così che sia la prospettiva che fugge. Ah, Così ok. adesso no, sono mia prospettiva che così va visto, vedo. Cioè è il dritto del quadro, se è così. Ok. Per cui Quindi se le, vuoi le gambe, stare in casa, le se gambe, vuoi stare le in gambe casa, non se sono vuoi lunghe. venderlo così. In prospettiva, no, guardate questo Va, qua. va che lavoro che ho fatto, ma ti rendi conto come che l'ho Altro fatto? che la Monna Lisa che vi guarda, guardate questo quadro. Allora, gamba lunga, E ho prospettiva. gamba lunga, fermo lì, gamba giusta, fantastico, No, così l'ho visto. spettacolare. Ecco, per questo quadro costerebbe perché Contattatemi e dopo si metteremo d'accordo. contattatemi. Questo è un gran quadro, L'espressione che ho colto nel viso della ballerina è una cosa. Guardate. Anche Poccio. Pocio, È una cosa. Un pocio. Però è un'espressione. Questo qui è una tempera, più colore a olio, più cera ad olio. tutto. Che tante tecniche. Ah, e questa qua, ragazze, dovrebbe essere una finestra. No, è No. un riflesso di una finestra che aveva piovuto anche qua. Piove. Un inverno piovoso. Che cosa si Molto bene. Ecco, no, prezzo trattabile 100 euro. 100 euro Si trattabili. parte da 100 euro. Si parte da 100 euro. Ecco, il numero di Enrico non lo metterò, se no la Martina mi toglie il saluto. Mi toglie il Quella che romana mi fa comodo qua a casa. Stai registrando? I pizzoccheri, No, i pizzoccheri. i pizzoccheri alla romana, d'accordo. Pizzocare, avrete fatto. Adesso giochiamo a tabù. No, ma dai, non è romana. Magari il numero mi arriva. Giochiamo a Metti il tabù. numero, magari vendo, vero? Vaffanculo. No, per richieste contattare Noemi Manea o Noemi Noemi Sma- Smile and Makeup. Tanto da dare la parcella. Lo fa gratis per te. Fino al 6 gennaio gratis. Come su eBay. Seduta. Seduta. Preghiera. Circolo. Operaio. Comunità. Se capiremo se finire il tempo, ma. Noi altri. Le uscite di sicurezza sono la vostra. Pompino. Presentazione. Pubblico. Applaudire. Presentatore. L'altra Gesto parte. capitato per il giubbotto. Pubblico. Platea. Teatro. Spalti. Cantante. Concerto. Guida. Cicerone. Vabbè, non ci arrivi. Conferenza.
Ragazze, allora non fate non fate caso alla mia faccia di stamattina, ma mi sono appena svegliata e sto andando a prendere le brioche per fare la colazione, perché la domenica mattina facciamo colazione con le brioche di Bulgarini, famosissimo Bulgarini di Thiene, una cosa allucinante ragazze, dovreste provarle. Niente, comunque vi faccio questo video, questo breve video messaggio stamattina perché ieri sera siamo venuti a casa, come potete capire tardi, che siamo stati lì dei nostri amici a giocare a Tabù, tra parentesi abbiamo vinto noi, sì! E tra l'altro è venuto fuori la parola cosmesi e i nostri avversari non sono riusciti a farsela dire, cioè a capirsi, vi rendete conto? E vabbè, cos'è che stavo dicendo? Oh mio Dio, stamattina. Siccome non ho fatto la chiusura del video ieri sera, ho deciso di farla appunto stamattina. E niente, per quanto riguarda il presepio volevo dirvi una cosa particolare, nel senso che tutti i visi dei vari personaggi appunto di questo presepe che avete visto sono i visi dei veri abitanti della città, quindi sono i stessi volti delle persone che vivono realmente in quella contrada lì, ed è stato veramente bellissimo. Pensavo fosse un po' più grande, però merita veramente di essere visto, è emozionante. Ecco, niente, io e la mia tata piccola che viene con la mamma te. Io e la mia tata piccola che vuole andare a fare il giretto in macchina, andiamo e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!